Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Alessandro Talotti non ce l'ha fatta. Da mesi alle prese con un male che non perdona, si è spento sabato notte a Udine. Lo abbiamo voluto ricordare con queste immagini, assieme agli amori della sua vita, la moglie Silvia e il figlio Elio, registrate nel corso della terza edizione del meeting Udine Jump. Arrivederci Alessandro. Il trofeo città di Sacile, Gran Premio Livenza Viaggi, festeggia il quarto lustro di vita nel segno dell'Africa in generale e dell'Etiopia in particolare. Damte Kutaye, 23enne dell'Atletica San Biagio, si impone nettamente tra i maschi e Meserette Ngidu Ayele fa altrettanto tra le donne e si regala il bis dopo il successo del 2019. Una prova d'autore, quella del vincitore, che ha concluso le due tornate pari a 10 km in 30 minuti e 41 e come un mese fa Paluzza ha tagliato il traguardo con le braccia incrociate sopra la testa e le mani chiuse a pugno per ricordare le vittime degli scontri etnici che stanno devastando il suo paese. Ha preceduto il keniano Sami Kipgenich, Atletica Saluzzo, 31,11, che aveva condotto con lui la prima tornata di 5 km, mentre al terzo posto, con una gara in crescendo, frutto di una classe cristallina che non conta le primavere, che sono 39, ecco il primo italiano, Paolo Zanatta, Treviso Atletica, 31 minuti e 30, una brillante carriera alle spalle nelle Fiamme Oro fino all'esordio azzurro nel 2014 in Coppa Europa sui 10.000 metri. Il primo atleta regionale è stato Omar Zampis, 34enne friulano di Primulaco di Povoletto, in forza all'Assindustria Sport. Il suo quarto posto in 31,48 è di spessore, come il quinto di Tobia Beltrame, Trieste Atletica, 32,5. Altri due atleti regionali figurano nella top 10, Matteo Fantin, Bruniera Friulintagli, sesto, e Steve Bibalo, Sportiamo, decimo. Abbiamo raccolto le dichiarazioni del vincitore, che non parla italiano, ma sostanzialmente si è detto felice delle sue condizioni, ha apprezzato il percorso, fatto i complimenti agli organizzatori ed espresso la speranza che questa emergenza termini e che il suo paese trovi la pace. Soddisfatti del risultato anche i nostri Zanatta e Zampis. Sentiamo. Grazie. Today is good 10K. I like it's very nice. Is my Ocean Ethiopian government, your Hikil Oromian region Amara, is children, mother, father, Hikil Ethiopian government, your stop Amara genocide in Ethiopia government. Is I am happy is today is winner. Is good training. I am very happy. I like in this competition. Thank you. Eccoci, ciao a tutti. Sono rientrato dopo un periodo abbastanza lungo, come tanti credo, di stop dalle gare, quindi questa era la prima gara su strada dopo più di un anno. Volevo venire qui con l'idea di correre in un tempo intorno ai 31,20, 31,30 e così è stato, anche se il percorso non è velocissimo, quindi sono ancora più soddisfatto, però molto suggestivo, si correva in mezzo ai prati, in mezzo ai parchi eccetera, quindi sali-scendi, cosa che mi piace anche, tanti cambi di ritmo, tante curve, però diventa muscolare. Niente, adesso andiamo avanti con la stagione, man mano che apriranno le gare, qualcosa si gareggerà anche in pista perché col Treviso Atletica abbiamo in mente di fare i CDS e quindi un applauso all'organizzazione. Oggi è stata una bella manifestazione, una bella gara, peccato per un dolorino al polpaccio che mi sto portando dietro da qualche giorno, che mi ha un po' condizionato dopo il sesto chilometro. Comunque ho portato a casa la gara e sono contento. Questo periodo molto difficile a livello fisico per me, perché vengo fuori da qualche acciacco che mi porto dietro da molto tempo, però tutto sommato va bene così e andiamo avanti. E siamo alle donne che hanno corso la Manx di 5 km assieme ad allievi e master 60 e oltre. Prima del via è stato osservato un minuto di silenzio per salutare Alessandro Talotti. Un brivido nella schiena, qualche lacrima e molti groppi in gola hanno accompagnato il suo ricordo.
Meseretta Ngidu Ayele, che era la favorita, ha rispettato il pronostico e si è involata leggera e solitaria per raggiungere il traguardo dopo 16 minuti e 58. L'argento è azzurro e va a Laura Biagetti del GS San Mari di Lucca, che stoppa i cronometri dopo 17,30. Bronzo per Eleonora Lott, atletica Ponzano, in 18,3. Tra le prime 10 terminano anche le nostre Erika Franzolini e Glenda Basei, Bruniera Friuli Intagli, sesta e settima. Arianna Del Pino, atletica Buia, ottava, e Giulia Pessot, Bruniera Friuli Intagli, decima. Le parole della vincitrice al microfono di Cesare Balaben e poi quelle della seconda classificata, Laura Biagetti, e il bel messaggio di speranza di Marta Santamaria, terza nella categoria Master 50. Sentiamo. Meseret Ayele Ngidu, giovanissima 21enne dell'Etiopia e la vincitrice della 5 km del giro podistico di Sacile. È reduce da un'ottima gara che ha fatto domenica scorsa ad Allier in provincia di Torino, dove è arrivata seconda. How do you feel today, the sensation of this race? Your competition? Yes. Yes, it's very good competition, is good. You are happy? Yes, very happy. Come si può capire è stata contenta della gara di oggi e ha fatto un complimento agli organizzatori che è stata organizzata bene. Cheers you in Amharic language our spectators. Okay. በጣም ነው ደስ የሚለው ውድድሩ በጣም ቆንጆ ነው ጥሩ ነውና ለማሸነፍ በቅቻለሁኝ ውድድሩ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ቦታ ነው ፍላትም ነው ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ ነው በጣም ደስ ብሎኛል በማሸነፌ Esci. Sono molto contenta della gara di oggi, è un percorso che non conoscevo e è la prima volta che gareggio qua a Sacile. Sono tornata da poco alle gare, ho fatto 2 anni di stop e spero di tornare l'anno prossimo perché è proprio una bella città, ecco. Sono contentissima della gara che ho fatto oggi, è stata bellissimo, soprattutto a livello emozionale, riprendere il contatto con gli amici, i sorrisi, anche se non ci si può abbracciare come si era abituati una volta, la pacca sulla spalla, però è stato bellissimo, emozionante. Il fiato, il fatto che ti prende il cuore, ma un'emozione immensa. Mi è mancato tantissimo questo periodo. L'anno scorso si viveva di rendita, quest'anno è stata dura all'inizio dell'anno, però sempre con la consapevolezza, dai, ricominciamo. E adesso oggi è una giornata di sole stupenda e speriamo che ci sia anche il sole dentro nei nostri cuori. È stato veramente bello e grazie dell'organizzazione, sempre impeccabile qui in Friuli. È bello rivedere gli amici, speriamo che, come si suol dire, ripartiamo da qua tutti insieme. È stato un successo annunciato con oltre 650 iscritti in rappresentanza di un'ottantina di società sportive provenienti da tutta Italia che hanno gratificato il team di Luca Speranza e dei suoi collaboratori. Il traguardo della 20ª edizione della corsa è stato celebrato con la consegna a tutti i concorrenti di una medaglia a ricordo dell'importante traguardo raggiunto, mentre lo storico speaker e giornalista Giovanni Viel, la voce dei campioni bellunesi, ha commentato le prestazioni dei protagonisti sportivi e no. Tornando ai risultati, tra gli allievi il primo è stato Yaya El Mazzugi, Bruniera Friuli Intagli, mentre tra le allieve si è fermata Jessica Vettor, atletica Aviano. Tra gli junior successi di Alessandro Gasparotto e Giulia Pessot del Bruniera Friuli Intagli. Ma va pure sottolineato che le master hanno fatto faville, regalandoci ben 3 record italiani su percorso certificato di 5 km con Valentina Bonanni, Bruniera Friuli Intagli, con 19,56 nella M50. Marilena Dalanese, atletica Aviano, con il tempo di 22,5 nella M55 e Maria Teresa Andreos, Azzano Runner, in 23,7 nella M65. Gli altri vincitori e vincitrici di categoria sono M35 Paolo Zanata, Trevisa Atletica e Silvi Turcato, Libertas Piombino Dese, M40 Enrico Spinazze, Atletica Ponzano e Jessica Doria, Generali Runner, M45 Giovanni Iommi, Livenza Sacile e Yvette Moro Piazzon, Azzano Runner, M50 Hamid Fafta, Val Dobbiadene, M55 Fabrizio Casagrande, Cimavilla Running Team, M60 Loris Dalmagro, Atletica Trichiana e grazie a Bracchetti al Mico Corse, M65 Claudio Morassi ed il Market Sandrin, M70 Sereno Molinaro, Atletica Buia, M75 Delfino Zuin, Atletica San Martino. Sul trofeo Città di Sacile ritorneremo la prossima settimana per vedere come andate e analizzare i risultati di Coppa Pordenone.
Nel corso del meeting di Savona, che sarà ricordato per il 9,95 di Marcel Jacobs sui 100, la 27enne Giada Carmassi, Bruniera Friuli Intagli, ha migliorato il record regionale assoluto dei 100 OH, che già le apparteneva con 13 secondi e 24, portandolo a un imperiale 13 secondi e 12. Nata a Latisana e cresciuta atleticamente tra la Gemona Atletica e l'Atletica Alto Friuli, la Carmassi è approdata nel 2014 all'Atletica Bruniera Friuli Intagli, con una parentesi tra il 2017 e il 2019 al Centro Sportivo Esercito. Attualmente vive e si allena a Padova. E riprendono a pieno ritmo le iniziative e le proposte sportive all'aperto della FIASP e l'Atletica Dolce Nord-Est organizza nel weekend 2 eventi da non perdere per gli amanti delle passeggiate all'aria aperta. Sabato 22 maggio sarà la volta del primo e-bike trail, pedalata turistica di 22 km su strade forestali e sentieri boschivi con partenza alle 17 dal Parco della Madonna delle Pianelle di Nimis e domenica 23 maggio, sempre al Parco di Nimis, la Vigna Longa, camminata ludico-motoria su percorso circolare di 5, 12 e 16 km dove i partecipanti potranno immergersi nelle bellezze di un territorio incantevole. Partenze libere dalle 8:30 alle 11 e al ritorno chiosco con pollo alla brace e birra per una giornata sportiva indimenticabile. Ed era l'ultima notizia per stasera. Grazie per la fedele attenzione. Arrivederci naturalmente a lunedì prossimo. Bounce.